Tragedia sul lavoro nel Mantovano, 62enne di paese muore precipitando da 7 metri. Si trovava sul cestello di un mezzo elevatore per la manutenzione di un comignolo di un impianto a biogas. Autonomia, nuovo stop per rinvio dal vertice di Palazzo Chigi da parte del Movimento 5 Stelle. Zaia, si sa che ai 5 Stelle non piace, ci dicano qual è il loro progetto. Il ministro Stefani, il tempo dei tavoli tecnici è finito. L'ondata di caldo e acqua continua in tutta la Marca, nelle prossime 48 ore raggiungerà il picco tra 38 e 40 gradi, il rovescio della medaglia sarà la prossima settimana con rischio di temporali violenti. Intanto al pronto soccorso del Cafoncello si registra una media di 60 accessi in più, 30 persone ricoverate, l'allerta della FIAM CGIL, attenzione alle temperature in fabbrica. Le scintille fuoriuscite da un treno di un convoglio ferroviario hanno causato numerosi incendi di sterpaglie, l'allarme è scattato in tarda mattinata con roghi a Castelfranco, Istrana e Paese. Operaio di Zero Branco denunciato dai carabinieri è accusato di aver colpito con un pugno una giovane prostituta per derubarla. Sono iniziate in questi giorni le prove orali dell'esame di maturità con le modifiche recentemente introdotte che tanto preoccupano gli studenti. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con la tragedia sul lavoro che si è consumata nel Mantovano a Viadana nella mattinata di oggi. Antonio Gobbo, 62 anni, di paese, è precipitato da un'altezza di circa 7 metri ed è morto sul colpo. L'episodio è avvenuto poco dopo le 11. L'uomo, dipendente di una ditta specializzata, stava eseguendo la manutenzione al comignolo di un impianto di biogas presso un'azienda agricola. Improvvisamente il cestello su cui si trovava si è staccato ed è precipitato al suolo. Sono stati vani i tentativi di soccorrerlo, troppo gravi le lesioni riportate. Sul posto sono intervenuti per gli accertamenti del caso i carabinieri della compagnia di Viadana. Gobbo viveva con la famiglia a paese, lascia moglie e 3 figlie, era socio di un'azienda con sede in Croazia specializzata nella manutenzione di impianti di biogas. E adesso l'autonomia con lo stop arrivato ieri dal vertice a Palazzo Chigi da parte del Movimento 5 Stelle, la delusione del governatore Zaia che dice si sa che non piace ai 5 Stelle, ma allora ci dicono qual è il loro progetto di autonomia. L'ennesimo stop al percorso per l'autonomia arriva a tarda notte dal vertice tesissimo a Palazzo Chigi tra Lega e 5 Stelle. Ai pentastellati non convince il testo presentato, tutto rimandato ad un nuovo incontro la prossima settimana. La bozza, nonostante le dichiarazioni della vigilia del vice premier Salvini, non arriva dunque in Consiglio dei Ministri convocato per oggi una nuova doccia fredda. Che ai 5 Stelle non piace l'autonomia ormai lo hanno capito tutti. Che sia slittata l'ennesima riunione lo hanno capito tutti, direi nulla di nuovo sotto il sole, la verità è un'altra, che nessuno ha mai capito qual è il progetto di autonomia dei 5 Stelle. Se avessimo almeno un progetto di autonomia dei 5 Stelle potremmo confrontarlo con i nostri cittadini, riuscirebbero a dire meglio uno o l'altro. Siamo quelli che hanno aperto questo nuovo corso, i veneti vogliono l'autonomia, continua Zaia. L'autonomia se non la fa questo governo la farà qualcun altro nella storia di questo paese. Io spero che lo faccia questo governo perché ci sono tutti i presupposti per firmare. Non si può andare avanti così, lo si dica che non si vuole trasferire l'autonomia, meglio essere onesti. Va giù duro il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Se il tentativo è quello di portare a una riforma che sia una non riforma, io lo dico subito, non la sottoscriverò mai, perché è inutile che cerchino di portarci in quella direzione. O è sì una riforma seria e utile per il Paese, oppure è meglio che dicano no. Pretendo, ma sottolineo il termine pretendo, arrogantemente che mi si dia una risposta. Credo che nessuno degli altri governatori sia disposto a prendere uno schiaffone di questo genere senza muovere ciglio. Intanto il vice premier pentastellato Di Maio cerca di stemperare le polemiche con un post su Facebook. L'autonomia la chiedono i cittadini di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ed è giusto che si faccia. Sarà un'autonomia equilibrata, fatta bene, che gioverà veramente a regioni e comuni. Il movimento lavora così per tutto il paese, scrive Di Maio, che aggiunge: non ho motivo di dubitare che sapremo trovare insieme la migliore soluzione, ma alcune posizioni più estreme mi preoccupano. E a confermare che la pazienza in casa Lega sia finita le parole del ministro per gli affari regionali Erika Stefani.
Abbiamo svolto tutti i tavoli tecnici, abbiamo fatto una approfondita istruttoria sul tema. Oggi è il tempo in cui si passa alle decisioni politiche. Fino ad oggi abbiamo valutato ciò che si può fare. Oggi noi ci troviamo in un momento in cui si devono prendere delle decisioni e quello che noi chiediamo all'altra parte che sta al governo è di prendere delle decisioni. Le decisioni sicuramente non sono quelle né di tirare indietro, ma assolutamente di andare avanti. Ormai siamo a un punto di non ritorno. Il Presidente Conte ha assunto un chiaro impegno di dare una risposta. I governatori, i presidenti di regione si sono spesi, hanno sostenuto le ragioni dei loro cittadini e questi presidenti dovranno e hanno il diritto di essere ascoltati e di avere un'interlocuzione con lo stesso Presidente Conte. E intanto il mondo imprenditoriale veneto assiste con attenzione e apprensione all'evolversi del dibattito sull'autonomia. Secondo il presidente regionale di Unioncamere, Pozza, è ora che il mondo imprenditoriale veneto eserciti la sua pressione sulla politica. Dall'ultimo vertice di Palazzo Chigi arriva l'ennesimo slittamento dell'autonomia. La tensione politica è alta. Gli imprenditori, le associazioni di categoria del Veneto assistono con una certa perplessità ad un dibattito che vive di continui rinvii. Io mi auguro che non sia un'autonomia all'acqua di rosa, perché non ce ne faremo niente assolutamente. Abbiamo bisogno di un'autonomia vera e propria, ma non perché vogliamo staccarci dall'Italia, ma perché è stato evidenziato più volte e i numeri non ci danno ragione che una buona gestione, ovviamente, come è qui nei nostri territori, ha delle probabilità per essere ancora migliore avendo delle competenze, delle deleghe e delle risorse. È evidente che è dimostrato che ci sono dei territori che sanno governare meglio di altri o in maniera diversa, ed è evidente che i territori che hanno dimostrato capacità di governo devono essere premiati, permettendo loro di avere maggior potere decisionale nelle scelte che interessano il mondo del lavoro, il mondo dell'impresa, ma anche i cittadini stessi. Questo è il concetto. Secondo il presidente di Unioncamere Veneto, Mario Pozza, una presa di posizione forte a favore dell'autonomia deve arrivare anche dal tessuto produttivo regionale. Il mondo dell'economia, il mondo degli operatori deve sostenere, direi a 360 gradi, l'azione che il governatore sta portando avanti. Ci deve essere una pressione non solo della politica, ma di tutto il contesto. L'autonomia deve essere anche quella di dire su alcune materie il Veneto ha necessità di regole da decidere nel Veneto per le esigenze del Veneto rispetto ad altre regole che può decidere un altro territorio compatibilmente con le proprie esigenze. L'allerta caldo adesso, Treviso, ieri la città più calda e nei prossimi giorni si arriverà a toccare i 40 gradi, messa alla prova il pronto soccorso. La luce abbagliante del sole sui tetti e sulle vie del centro rende la città simile ad un grande forno. Caldo e afe estivi sono arrivati ed il meteo sembra intenzionato a far pagare con gli interessi il ritardo accumulato nella fredda e piovosa primavera. Martedì Treviso è stata la città più calda del Veneto con oltre 34 gradi, ma il picco è previsto tra giovedì e venerdì con temperature sui 40 gradi. Un'ondata di caldo che comporta un incremento di crisi respiratorie e colpi di calore. In questi primi giorni al pronto soccorso di Treviso si sono registrati dai 40 ai 50 accessi in più rispetto alla media del periodo, con punte di 60. Una trentina i ricoveri per problemi riconducibili al caldo eccessivo. Per far fronte all'emergenza, l'ULSS 2 ha da un lato aumentato la rete di assistenza domiciliare in collaborazione con i comuni e dall'altro potenziato il pronto soccorso. Creando di turni aggiuntivi 8-24 e 24-8 di mattina con raddoppio dalle 8 alle 24 con 2 medici che sostanzialmente vanno a sopperire questa carenza, appunto a questo aumento di persone che afferiscono al pronto soccorso. Quindi un potenziamento da parte nostra che poi avrà un ulteriore potenziamento con 2 rapporti rivoluzionari che andremo a prendere dalla prossima settimana. Attenzione per gli anziani, per loro è stata attivata l'accoglienza diurna presso le strutture dell'ISRA con aria condizionata e trasporto gratuito, e per chi ha scompensi cardiaci, asma e altri disturbi respiratori cronici. Evitare di uscire nelle ore più calde e bere molto. Anche per
Onestamente picchi di questo livello non li abbiamo mai avuti, cioè 40 gradi è veramente un'emergenza importante, soprattutto in questo periodo, che eravamo tutti un po' impreparati, quindi l'aver supportato il pronto soccorso con persone nuove, soprattutto anche con infermieri, credo che possa aiutare molto. Allerta anche nei luoghi di lavoro. La FIOM CGIL ha diramato una nota per invitare i responsabili della sicurezza a sospendere i turni di lavoro nelle situazioni più critiche, dove cioè manchino impianti di ventilazione e condizionamento adeguati. Intanto, facendo un giro sotto il Solleone, si vede facilmente che, pur con tutte le cautele del caso, caldo ed estate erano attesi e desiderati. Va benissimo così, basta portarsi una bottiglietta d'acqua, preso. Il freddo l'abbiamo tenuto fino a poco tempo fa. Adesso arriva il caldo e ci lamentiamo. Lo sapevamo che era così. Come si combatte questo caldo? Si combatte a casa con il condizionatore. Però lei è fuori adesso? Sto andando di corsa, sono stato fermato. Insomma, lei la prende bene? Sì, anche perché io sono meridionale, sto giù a Lecce, c'è la tramontana, i Balcani sono nostri amici, per cui fra poco taglio la corda. Temperature dunque ben oltre le medie del periodo, anche di 10 gradi, numeri che ricordano il caldo record del 2003, ma adesso ci sono timori per i temporali che potrebbero essere anche violenti della prossima settimana. La lunga presenza dell'anticiclone ha fatto calare un po' su tutta la nostra penisola una campana di vetro invisibile, ma che di fatto blocca le masse d'aria nei bassi strati dell'atmosfera prossimi al suolo, e soprattutto questo in pianura padana. Una campana di vetro che imprigiona l'aria, che di giorno in giorno si riscalda e si carica di umidità, sempre di più. Questa è la spiegazione scientifica dell'ondata di caldo. I risultati tangibili sono un'afa opprimente, con temperature che in alcuni casi sono fino a 10 gradi più alte rispetto alla media. Cifre che ricordano il grande caldo dell'estate 2003. Io ricordo che quella fu veramente da record storico, in quanto avemmo giugno, luglio, agosto, quindi quasi 100 giorni, in cui le massime raggiunsero sempre e superarono di molto i 30 gradi, fino ad arrivare al massimo storico dei primi di agosto sulle nostre zone con oltre 40 gradi. E se l'ondata di caldo attuale non ha ancora i numeri da record del 2003, siamo sulla strada giusta. Il picco è previsto per giovedì o venerdì, quando il termometro toccherà i 38 gradi e in alcune zone sfiorerà i 40. Situazione che nel complesso non è destinata a cambiare di molto, almeno nei prossimi giorni. Questa massa d'aria che ristagna su di noi per ora non va a confluire, non viene attaccata tra virgolette da aria più instabile, più fresca da nord, quindi non si verifica quel mix che darebbe vita a temporali anche intensi, quindi non ci sono questi problemi per le prossime ore. Qualche temporale sarà possibile sui rilievi, per un cambiamento, e lì sarà pericoloso, dovremo aspettare a metà della prossima settimana, quando si infiltrerà qualcosa di instabile e potrebbero esserci dei temporali. Le scintille fuoriuscite dal freno di un convoglio ferroviario potrebbero essere la causa di alcuni incidenti che hanno interessato Castelfranco, Istrana e Paese nella tarda mattinata di oggi. Le fiamme avrebbero interessato anche alcuni camion. La scia di fuoco è stata innescata da un freno bloccato a causa di un guasto. La ruota del vagone passeggeri ha causato a quel punto le inevitabili scintille e i numerosi incendi nei terreni più vicini alla linea ferroviaria. Sono almeno 5 gli incendi divampati dalle scintille nel terreno secco e pieno di sterpaglie lungo i binari della tratta Padova-Treviso. 3 i roghi che i vigili del fuoco di Treviso e Castelfranco hanno dovuto spegnere con l'ausilio delle autobotti. A Castelfranco in via del Lavoro, ad Istrana in via Fratelli Bandiera e a Paese in via Lombardia. Per motivi di sicurezza sono stati fatti rallentare tutti i treni che dovevano percorrere la linea ferroviaria per permettere di poter lavorare in sicurezza. Le fiamme hanno parzialmente incendiato anche dei camion nelle vicinanze dei binari. Il treno è stato fermato a Treviso e ora sarà sottoposto ai controlli del caso. Lungo la tratta ferroviaria sono in corso anche dei controlli da parte del WWF per verificare se gli uccelli che spesso nidificano lungo le aree verdi non abbiano subito gravi perdite o siano feriti.
Torniamo a parlare della lettera consegnata qualche giorno fa in comune a Treviso con le minacce rivolte al sindaco Mario Conte, contenente della polvere bianca. Ebbene, la direzione sanitaria dell'USL 2 Marca Trevigiana rende noto che si è conclusa l'indagine microbiologica sulla polvere bianca con esito completamente negativo, quindi anche la seconda parte degli esami condotti dall'Istituto Zooprofilattico di Legnago hanno dato esito negativo. Le 7 persone in osservazione domiciliare sono subito state avvertite con l'interruzione immediata della profilassi antibiotica in corso. Le stesse da domani potranno raggiungere nel caso i loro contesti lavorativi. Ci fermiamo adesso per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta con la cronaca. Un operaio trevigiano è stato denunciato dai carabinieri e accusato di aver colpito con un pugno una giovane prostituta per derubarla. Prima si è appartato con una giovane prostituta 21enne di origini romene lungo il terraglio a Preganziol, poi l'ha colpita con un pugno al volto, provocandole la frattura del naso. A quel punto le ha rubato la borsetta che conteneva degli effetti personali e alcune centinaia di euro. È stata la stessa vittima a raccontare ai carabinieri di Mogliano quanto accaduto, secondo la sua testimonianza, intorno alle 22 dello scorso 16 maggio. I militari hanno così avviato le indagini esaminando anche le telecamere di videosorveglianza della zona e con confronti fotografici che hanno permesso di risalire al presunto responsabile, un 45enne residente a Zero Branco, deferito in stato di libertà con l'accusa di rapina, nei cui confronti il GIP di Treviso, su richiesta della procura, ha applicato la misura dell'obbligo di dimora nel comune di Zero Branco con la permanenza notturna nella sua abitazione, ordinanza che gli è stata notificata nella giornata di ieri. Voltiamo pagina, sono iniziate in questi giorni le prove orali dell'esame di maturità con le modifiche recentemente introdotte che tanto preoccupano gli studenti. Allora io entro e devo firmare ovviamente la mia entrata e poi trovo 3 buste davanti a me. Ne estraggo una ovviamente e dentro posso trovare una frase, una parola, un'immagine, ecco, di diverse materie. Funziona così il nuovo esame orale di maturità. A raccontarcelo questo studente del liceo Canova che ha appena finito le sue fatiche. Non più la tesina, scritta e preparata prima e poi discussa davanti alla commissione. Da quest'anno la prova orale davanti ai professori inizia con il brivido dell'estrazione della busta, fra 3 possibilità diverse per tutti i maturandi. All'interno della busta una frase, un testo, una foto che funziona come traccia di partenza da cui sviluppare un discorso articolato su più fronti. Cerca di sondare, ecco, diciamo, la capacità di mettere in relazione le conoscenze delle varie discipline, quindi questa è una difficoltà diciamo in più. Nella mia c'era Piazza Tiananmen e ho parlato appunto di livello storico di Piazza Tiananmen. C'era il paleomagnetismo. La globalizzazione in inglese, ho messo qualche parola in croce e parlato un po' in inglese. E proprio l'incognita di non sapere fino all'ultimo l'argomento preciso da discutere aveva nelle scorse settimane seminato dubbi e timori fra gli studenti. Via via che gli studenti affrontano questo momento, insomma, si rendono conto che anche quella, la famosa busta, insomma, quindi la proposta iniziale, diciamo, della commissione comunque riguarda i contenuti e i metodi delle discipline che hanno studiato. Dopo un po' la difficoltà iniziale, comunque una volta che si è preso l'esempio si riesce, insomma, ad affrontare, ecco. E forse proprio il fatto di essere stati i primi del nuovo corso ha suggerito un po' di clemenza in più ai professori. Credo proprio di sì, che siano stati più buoni perché è la prima volta e siamo i primi. Ce l'ho sabato, sono abbastanza preparato, presumo, spero. E niente, speriamo mi esca qualcosa che sappia, perché sennò sarebbe un po' un problema partire male. La storia di una rinascita grazie alla forza di volontà. Domani sera alle 19 a Ponzano la presentazione del libro Finalmente corro, la straordinaria vicenda di Bernardo Bernardini. Ciao, mi chiamo Bernardo Bernardini ed ero un normale studente di 19 anni quando ho avuto un grave incidente che mi ha costretto su una sedia a rotelle. Mi ero rotto la schiena.
La storia di una rinascita, di una speranza che non si spezza mai. Dal dramma alle gare, dallo scenario terribile di una paralisi a quelle gambe che tornano a muoversi. Bernardo Bernardini aveva 19 anni la sera del 19 luglio 1996, giovanissimo pilota di addestramento che aveva nel cuore il sogno di entrare in aeronautica, quando il suo aereo improvvisamente andò in avaria, precipitando al suolo. Vivo per miracolo, ma con la colonna vertebrale spezzata. 19 anni e davanti un futuro in sedia a rotelle. Eppure da lì è iniziato un percorso straordinario che lo ha portato non solo a tornare a camminare, ma anche a correre, tanto da diventare il presidente del Triathlon Treviso. Un'avventura incredibile raccolta in un libro che dice tutto. Finalmente corro. Racconta del sapersi trasformare, del sapersi continuare a mettere in gioco e cercare nuove strade, nuove soluzioni, ma soprattutto di conoscere, imparare a conoscersi di nuovo e a riavere nuovi obiettivi. Anni difficili, sedie a rotelle, ricoveri, interventi chirurgici, la fisioterapia, pianti e denti stretti per lo sforzo, fino a rialzarsi. Ed è così che lui, da sportivo qual era, ha deciso di ricominciare, rimettendosi in gioco con il triathlon, ma anche portando la sua esperienza ad altri ragazzi, nelle scuole. Un'esperienza ora raccolta nel libro, scritto a 4 mani con Enrico Orzes, biologo e giornalista scientifico, che verrà presentato domani sera alle 19 all'Osteria De Marchi in via Capitello a Ponzano. Un racconto non facile per Bernardo, soprattutto nel rievocare quel 19 luglio 1996. Questa è stata la parte assolutamente più difficile, perché è stato abbastanza faticoso e in certi momenti doloroso dover riaprire tutti i cassetti dei ricordi, ma in questo devo ringraziare tantissimo Enrico Orzes, che ha scritto il libro con me e che è stato veramente molto molto delicato in tutta questa fase, perciò mi ha supportato e aiutato molto. Il fare questo percorso, il fare perciò questo libro mi ha aiutato a risistemare tante cose della mia vita, guardandole anche con un punto di vista diverso dopo tanti anni che è successo l'evento, perché ormai l'incidente è di più di 22 anni fa. Presentato a Palazzo Ferrofini il manuale di etica universale per insegnanti e genitori del maestro Valentino Giacomin, al quale è stata conferita anche una pergamena per il suo prezioso ruolo di grande protagonista della cultura e della pedagogia. Maestro elementare e giornalista Valentino Giacomin, nel lontano 1994, ha deciso di trasferire le sue ricerche pedagogiche in India, dove anche oggi, ogni anno, oltre 1000 studenti, dall'asilo alle superiori fino alla laurea, vengono formati secondo il progetto Alice. Anche il Dalai Lama e l'attore Richard Gere hanno visitato questa scuola speciale creata dal veneto Giacomin. Nel libro presentato oggi, Manuale di etica universale per insegnanti e genitori, il maestro spiega come adottare anche in Italia la proposta educativa elaborata dal progetto Alice in India. In un mondo sempre più globalizzato, con consumi che negano il valore dell'identità, per Giacomin la ricchezza va ricercata in ogni singola cultura, ogni comunità, ogni individuo. Un manuale con metodi che, elaborati a partire dalle filosofie orientali, sono utili anche in Occidente per superare i principali problemi delle nostre scuole, tra cui il bullismo e l'abbandono scolastico. Un libro che vuole indicare un percorso per il lavoro degli insegnanti e il ruolo educativo dei genitori, al fine di cercare di rispondere in un modo adeguato al crescente disorientamento dei ragazzi. I ragazzi hanno innanzitutto bisogno di conoscere se stessi, ha rimarcato l'autore, e bisogna quindi offrire loro risposte in tal senso, cercare di spiegare perché si manifesta in loro un determinato pensiero, una certa emozione. È questo che cerca di fare il progetto Alice, offrire ai ragazzi quelle risposte che ormai la scuola tradizionale non riesce più a garantire. Per la prima volta Treviso e le acque del Sile accolgono il trofeo nazionale Dragon Boat della LILT, 2 giorni per sensibilizzare alla prevenzione al tumore.
Scivolare lungo le acque del Sile per mostrare che guarire dal cancro è possibile e divertendosi si può fare riabilitazione. È il messaggio che sabato 29 e domenica 30 giugno si vuole lanciare da Treviso. Dopo Sabaudia e Bari tocca alla Marca ospitare la terza edizione del trofeo nazionale Dragon Boat della Lilt. Ponte Dante e la riviera da Bastione San Paolo a Via Alzaia si colorerà di rosa. La pratica della pagaia a bordo della Dragon Boat è un'ottima terapia per le pazienti che hanno affrontato un tumore al seno. Con un'attività sportiva graduale e controllata permette di muovere al meglio il cingolo scapolo-omerale, perché questo consente la pagaia, e di migliorare anche quella che è la pompa di drenaggio linfatico. Poi si è visto che questa attività ha anche dei vantaggi dal punto di vista immunitario. Poi c'è un altro aspetto di riabilitazione sociale, diciamo noi, perché mettere insieme le donne che hanno vissuto questa esperienza e che possono trovare insieme per fare dei progetti invece di riabilitazione, di contatto con la natura, di attività sportiva, ha sicuramente dei vantaggi anche dal punto di vista di una riabilitazione psicologica e di un recupero di quello che è il proprio ruolo all'interno della famiglia, del lavoro, della società. In acqua si sfideranno 24 gruppi da Bolzano a Cagliari passando per Palermo. L'evento unirà conoscenza e informazione, ma darà soprattutto la possibilità alle donne che hanno in comune l'esperienza della malattia di condividere le loro storie. Fare le cure del caso e avvicinarsi allo sport, avvicinarsi alla pagaiata, al dragone e vivere intanto questo. E poi, una volta concluse le terapie, questa è l'unica e vera grande valvola di sfogo che può alleggerire la mente, aiutare un arto a ristabilire la sua forza, il suo vigore ed essere donna come prima. Sarà Michele Cortelazzo, linguista, docente dell'Università di Padova, l'ospite di questa sera di 20:10. Da Treviso è davvero tutto, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Alta pressione africana persistente e in ulteriore rinforzo. Quella in corso è un'ondata calda di portata davvero storica. Ma vediamo nel dettaglio la situazione di giovedì 27 giugno. Sul Veneto avremo tanto sole e tanto caldo su tutti i settori, il cielo sarà sereno e sgombro da nubi. Non si esclude qualche veloce acquazzone pomeridiano sui monti bellunesi. Temperature minime comprese tra 19 e 26 gradi, massime caldissime, oscillanti tra i 34 e i 38 gradi, ma con punte addirittura di 39 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà pressoché simile, con ampio soleggiamento dappertutto, ma con un clima davvero infuocato. Le temperature minime infatti saranno comprese tra 23 e 27 gradi, le massime oscilleranno tra i 34 e i 38 gradi. Non andrà meglio sul Trentino Alto Adige, dove avremo comunque condizioni di tempo stabile e soleggiato, salvo per qualche isolato piovasco al pomeriggio sui confini alpini. Anche in questo caso il clima sarà rovente, con temperature minime tra 21 e 22 gradi, massime che arriveranno a toccare anche i 39-40 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.